Sesta puntata di Dimmi qualcosa in senese. Oggi siamo a San Pier d'Arena, Sampedenga, quartiere molto abitato, con un sacco di cose da raccontare, ma noi ci chiediamo, si parlerà genovese a Sampedenga? Andiamo a scoprirlo. Che cosa sei, Beatrice? Mi fa su musica in senese, mi cavo cantare e poi... Ma che pensi? Ah, che Come bello. facciamo? Io sono studiata come una campana. Tu mi vedo ma... Vedo i bei monti a Ciassa d'Annunzia, rivedo ridi e me stringe. Vedo la lanterna a cava e la ziume. Quando siamo su Pullman per non farsi capire parliamo senese. Chi che stava messo? Ma Sampedenga le ha super. Non che ci debiteghe. Mio nonno aveva un bacchetto. Quello del Barabico faceva i graniti o cocco era vendeva. Un cocco? Sì, mio nonno. Ma dai. Sì. Suo papà. Quante portuali veniva. A Barabin, su la ferrovia, proprio là in fondo. Un bacchetto lo chiamava. Lei aveva una gamba di legno che lei aveva un'incidente. Però non le ha per quello. Le ha perché me, bisnonno, quando vedeva i figli che faceva i cattivi, che diva. Te dago cu bacchetto e allora i bacchetto mi che anche un inchiole morto o mi chiamava Bacchetta. Poi c'era anche l'omino delle caldaroste che era mio zio, quello via Cantore il Gobetto. Era tutta una bella famiglia. E tutti andavamo a due rustie. Bravo. Mi voleva digalo a un ministro presidente Meloni che venga un po' a vedere queste periferie come in combinè. Allora, la piccola Manchester prende grado continuo. Mi rincresce. Purtroppo mi rincresce da quel dì, l'hanno lasciata proprio a deriva continuamente. Però che mi fiumara. Sì. E ora siamo belli contenti. Ormai che pensionè, figli non ne faccio un bel nessuno, importe mi figli, però nel pieno silenzio ha senso. Lì dove che il deposito di Pullman, sì, o doveva andare a Campi, invece l'hanno lì che doveva venire i negozi, sì, cose, no? Un piccolo centro commerciale qui parcheggi, perché chi parcheggi non che ne è. I vigili non se ne vede, però ogni tanto le multe si vedono. A me non sono né razzista né niente, mi sono incazzato con gli italiani. Che dicono ai nostri genitori? Fateli parlare italiano, non fateli parlare il dialetto. De chiede là. Dopo lì abbiamo tutti i dialetti di tutta Italia, calabrese, siciliano, pugliese, che parlano anche noi, gli altri non parliamo quasi più senese, i figli specialmente, i miei. Allora, dimmi qualcosa in senese, no? Dimmi qualcosa. Per far capire a chi non sa senese. Bene. Così anche quelli che non sanno genovese, almeno dimmi qualcosa, poi magari qualcuno mi dice senese. Sul senese d'umo. Mi sono fosso. Ho detto, andiamo un po' in giù in di quarta Mi sa che destra. su è scrossue. E scrossue su le stampelle. Bravo. Per esempio mi non sei, va. Non ci sa così. Non sono quelle sorte di candele piccinette. Esatto, bravo. Ho studiato. Studio. Devo ringraziare il calabrese di Marassi che mi ha detto de scrossue. Te tocco del gondon perché ti vai in giro vestito così. Però sei in bravo zuelo. Mi pare che ti sei in bravo zuelo perché ti ha un bello sorriso. Lasci a Cornigien. A Cornigien. Cornigien, poi so vedo che prima oggi ho mezzo mondo che navigavo. Nuova Zelanda, Australia, Giappone, Sudafrica, Cape Town, a costa degli Stati Uniti, Brasile. Che dicevo, mia Patrizio, vieni un pochino a parlare ai bambini, quelli del porto. Ma lì si capisce, se ti parlavi in casa senese, a scuola ti a Berlino. E mi parlavo senese, solo parlavo senese e l'italiano avevo 9. Se vuoi ti inseriamo anche a te quello che ci hai detto. Basta che non sia da pagare, In famiglia non si parlava in senese, ma poi i clienti parlavano in senese e mi sentivo così. In tante attività che qualche cliente che mi dice ma le dispiace se parliamo in senese, ma va bene, benissimo. Il genovese ha preso parole da tutto il Mediterraneo Da tutto anche. il Mediterraneo. E anche le ha portate, chi lo sa. Sì, è fatto un po' da tutte parti, da francese, arabo. Mischino cosa vuol dire?
Meschin vuol dire poveretto. Anche in arabo. Veramente? Sì. Lavare con gli agi si rischia di pigiare di casci. La possiamo spiegare per chi non capisce? Lavare la coda agli asini si rischia di prendere dei calci. Bellissimo, questa è una perla. Sono senese di quarto, di Garibaldi, sono di Garibaldi. Beh. Ormai senese non più parla. Ma noi abbiamo visto che qui in giro qualcuno parla. Poscia che ne ciude quanti pensiamo. Vedi? Allora ti parli senese di Asci? Capisco qualcosa, magari. Capisco qualcosa, però non posso parlare. Sono peruviano. Lavorava con una famiglia genovese, no? Primi tempi. Poi loro parlavano tutto il giorno in questo dialetto e poi al figlio ho detto: scusa, tuoi genitori cosa parlano? Perché non capivo ancora neanche capivo l'italiano. Poi ho imparato perché lui mi ha detto che parlavano il genovese. E così cianin ho imparato. Parlando senese se capimmo. In italiano mi pare che non si capisce guai. I congiuntivi e tutto il resto non è problema. Ma che qualche canzone senese che ti piace particolarmente, che ti gusta? Conosco quella di Trilli e Sì. poi vabbè quella a classica, ma sai che Ma sai che penso. penso? I conda che c'è sì. E poi i stornelli un po'. Stornelli. Quelli belli, quelli un po' più Quelli un po' più espliciti. piccanti. So ben che non è facile cerca di capire quello che ho visto a oggi e te contano a te e sei vegi di sera. Che parla anche un senese a San Pedenga? Sì, Perché qualcosa erano sì. in gruppo uno che incantago ma che tutto il mondo se c'è svanito come a me una San Pedenga si sentan come scarpe vegi che gente incanto sto tempo le passo un me di incanto. Bella anche curvo. La buccia. La bucciata. La buccia vendetta. Cianta. Cianta? Sì, che fate a pagare una cianta. Dagane che bagnò. Dagane. Perché dice così. Settimana che c'è gente. Vedi che un bugio. Questa bocciafilachia è antica, le tanti anni che... Ha voglia. 70 anni. Grandi. Sì, alle veggie. Sono l'ultimo senese che sono chi? Ma ti sai che qualche giorno mi trovò, eh? Ma dove? Ma da via Rolando, da via Rolando. Ma è difficile, È difficile? ma molto difficile. Natale arrivò, riesci a credilo, in anno lo aspettò, di intanto in tanto, solo un'aria mia, possibile che non l'ha riuscito a passare. Beh, ma ricordo, ma contava me nonna quando ero figlio. Però Che bello. Che qualche senese che parlava. Questo qui parla senese. nato, parlo senese, meno male. San Pedenga. Meno male, senti parlare. Ho detto strano che qualche senese che strano. Strano, che so anche chi è senese. Pochi ma buoni. Allora, piccun da Ghiacciani, sono tutti confidenti su me, se proprio fanno a meno ti non piccun da Ghiacciani. Insomma, possiamo dire che San Pier d'Arena ha regalato delle emozioni, anche musicali, ed è stato bello incontrare tante persone che anche con un sorriso ci hanno dimostrato il loro sostegno. È un luogo pieno di storia, basta alzare lo sguardo per vedere delle ville meravigliose e sapere che alcune persone non conoscono neanche il significato di senese fa un po' pensare. La prossima puntata la faremo fuori dal comune di Genova e se vuoi sostenere questi progetti trovi tutte le informazioni in descrizione a questo video e puoi dimostrarci un po' di supporto con un commento o condividendo questo progetto. Se vediamo a prossima. Grazie San Pedenga. No.